Care amiche e cari amici, bentornati a Call Center Cortesia, la rubrica dedicata a tutti i disperati che chiamano da casa. Sono la vostra Ines Cantamburlo. Chi c'è in linea stasera? Pronto? Ciao Ines, sono Ettore. Ettore! Ettore, re di Troia. Sì, ma adesso è finito quel periodo là, non chiamavo per parlare del mio passato, no. No, non intendevo, mica tutto che sappia, non intendevo parlare di questo, scusami, dici il tuo problema oggi, Ettore. Sì, no, niente, mia moglie vuole un cane, ma noi viviamo in un appartamento, io non lo voglio, che cosa posso fare? Allora guarda, intanto cerca di vedere i lati positivi di avere un cane in appartamento, che sono tantissimi. Il cane ti porterà a fare molto movimento fisico per accompagnarlo a fare i bisogni. E ti pare un vantaggio? Certo! Cioè, ho 6 piani di scale senza ascensore, che vantaggio c'è? Seria tanti. L'altro lato positivo è che se vengono i ladri in casa, tu avendo il cane, sbagliando, esso li manda via. Ma i ladri non viene, ho detto che sono al sesto piano. Hai anche ragione. Avrai qualcuno in casa che mangia gli avanzi, così non sprechi più cibo. Magari a mia moglie le piace una razza che mangia solo crocchette e anche molto costose. Attento, adotta un cane a distanza e ora. Ma io lo vuoi a casa. Lo vuoi a casa. Crompa un gatto. Sono allergico. Pesce rosso. E il vulcano, E resta attento, io ora amico anche a cercare di difendere a tua signora, ma non che faccio altro. Sta attento, Ettore, e ora ti dico come fare per risolvere questo problema. Devi applicare la teoria dell'uomo bestia. Cioè? Dite che è da fargli capire a tua moglie che avere un cane in casa è come avere un secondo marito dentro casa. E guarda che il cane è come l'uomo. Ah sì? Sì, più sporca più te odi, più passa gli anni, manco te lo sopporti e soprattutto col e ore te vorresti scampare. È vero, brava Ine, brava, grazie mille. Come mia Ettore, di così te vedrai che ti hai risolto il problema del cane. Arrivederci, ciao Ettore, e mi raccomando attento col tendine. No, quello era Achille. Achille, aiutiti quello de... Sì, sì. Ciao Ettore! Ciao!